Anti spantau a totus, unerdì passadas primas ripresas de su sorighe arbore il ghiro sardo, che vudi una bestiedda che si creia da sparessia, invece s'ande storrada a campo in su supramonte de Ursulei. Tui de tempus meda fusi cicchendo detto, prima deisi agattau, deisi fotografau e de fattu deisi riprendiu po sa primaia. Come ti nasce questa passione po questa ricerca? Nasce narramo adesso 96, che fu facendo questo libro, facendo questa chirca da Mannorri, questa di Spirdi, a Presa Ortullè, e quando intervistai io anziani, facevo metà di mandas, non solo del suo tema principale, quindi facevo altre di mandas, e rebessio a campo questa storia di questo suriche arbore, e invece narrano sempre, quando sagattangalo o suriche di arbore. Quindi poi cominciavo dai dando, non dai dando proprio, non sanno 2000, cominciavo a ricercare proprio in sa naturalista Maria Agostina Cavia e damo sagattavo e poi in suo 2000 battero, mi pare che in Erbalio, este proprio damo su Ciappau, con autorizzazione dell'ufficio tutela della fauna selvatica, e sa notizia importante fu questa, insomma, sagatta a galo, cioè poi te, per a livello universitario, dudai un po' poi sperdio. Su che succede in questa ardese narramo un'altra questione, cioè possiamo narrare una prima immagine di susori che arbore in ambiente naturale. I caburfi della ballumeda, anno e anno di traballo, per i po' cattare a scala, abbiamo cominciato dai nuda praticamente, abbiamo cercato orsinnale, abbiamo cercato da drommare in qualche maniera, no? E poi su mese con Laura abbiamo presentato questo traballo. Questo trabalho in su mese di attonggio ad avessire con un documentario ardonau fetti un'anteprima, poi ammostai che in Ursulei su sorighe arbore bividi e esti una bestia ancora presenti e non esti una bestia estinta come si pensa io da fine sei modo. Come ho fatto vedere che un traballo in università, sa provincia di Nuoro, e abbiamo fatto un monitoraggio e abbiamo scoperto che di sicuro in Sarto di Ortulle e di Orgosolo. Come volia descrivere a comprendere che si attaccano in altre sorgias, in altre padentes de Sardegna. Questa è un'operazione più importante adesso che può comprendere chi è a rischio o chi non è a rischio di estinzione questa specie. È un importante elemento di biodiversità della vostra Sardegna. Questo. Tu in intervista che hai fatto con altri collega Arnau, sa presenza dei susori de arbore in un patente o l'innai, questo è un patente di serie A. E beh certo, fu un patente, incanto col Piarmatas fu su ciclo este completo. In genere damos a drommau in loco, incanto col Piasili che fu un'irmannasa, si morini, salina, si brudiada, fu un patente ermannoso, cioè questo è su chiamo sprutiu comprende, finta sa come. Funti ancora medas isi soricus presentis o invece dovreste avere su pericolo che sparessant prima o poi? È difficile fare un monitoraggio di un sori che arbore, è difficile perché noi stiamo come un kerbu che è ermanno, dove può cercare a dedire, vive di unos arbore, è minore, quindi che vuole un traballo particolare, no? Però si può da drommare, comprendere che è o chi non è, già questo è un dato, una ramos che può tenere una certa rilevanza, proprio perché noi stiamo meda preciso, una ramos. Questo in sa memoria collettiva, sai, dei pastori vecchios, fu in su considero dei pastori vecchios fu di una bestia dannargia, no? Che ha avuto un pericolo, poi le aia da su Mandico, a Sproccos, a Brevesi, in Cipapà tutto solandi, e poi questo i pastori si diventa fatto guerra, no? Narramos che fu di apprezzato pure, Luca Sana, un po' sapetta, però in certa annata magari sull'ande fu pago e quindi brintaia da narramo guerrata su Baculande che fu di che non sa spiegos e quindi succede un anno a casa conta Norbeccios che succede che questo pastore scravargio di Ortulle pure errando in baronia e hanno condotto questo prete manno dei Irgoli che faceva saccappi, no? E hanno anche il cavo per fare saccappi per storiche arbore. Questo prete è ben abita
ha fatto questo accappio e dai dando orsuri che funnisi il minimale per dire una ramos. Mi pare di comprendere questa cosa che Arnau, che questa gicca che ha fatto in tutto questo anno non sia da avere una gicca naturalistica, ma sia da invece una gicca antropologica che studiando questa bestieda si comprende di vina se calivudi s'economia, s'ambienti, de sei da tua. Io, da quando fu minore, mi sono sempre appassionato alla fauna selvatica, ma grazie a un documentario di Rodriguez Felix de la Fuente, della fauna iberica, e ho straballo di Domenico Ruiu, e ho sempre pensato che questo ambiente naturale è bello di studiare, ad osservare, sempre a capiare a Sumine. Sumine tiene una centralità, non mi aggrada un certo documentario, se incanto Sumine non bene di più in considerazione. Mascamente su Sopramonte è un ambiente naturale straordinario, bellissimo, e Sumina ha sempre tenuto un ruolo centrale. E casi mascamente su Sori Arbore, a differenza di su Quercino, potremmo narrare, su Sori Arbore che ha tutto questo aspetto importante, proprio antropologico, che si pappata, sapetta, si cassappo, sapede, e poi tutta questa storia che brintano in un ambito magico religioso, no? Che fu di sicuro importante, interessante, se in questo documentario, che so è traballando, insomma, può finire, tutto questo dato mi pare importante a fare bessire a più e mi adesso aggradato mascamente a dovere a proporre in asi scuole per i vostri piccini, è una cosa interessante, non solo l'aspetto naturalistico e scientifico, ma tutto questo dato storico e antropologico. E questo poi devo sapere che è andato a vedere sul documentario. Tanto su Sori che non è sparissio, vive ancora su Sopramonte, sparessia est invece la saida de Mannorri. E poi passiamo a un altro argomento che Fabrizio Vella de Pago ha descritto un bello libro intregato a sa Ida de Mannorri, fu una ida tra Talana e Ursulei, sparessia a Savini del su 700. Questa faina è durata parecchi anni, forse ancora più di sa gica in pisso del Susori che è Arbore. E in mentre scrivo quando circa come fu una primo de Mannorri e Bessia Campo per questo raballo su Arbore. È una storia questa pure interessante, cioè una storia Mannorri non è una storia come di altre sperde, a parte che succede in tempo scantero per su recente, in su fine settimento, quindi ha potuto accattare dati di archivio e della tradizione orale. Ha pagato a metà datos, è una storia in parte una sintesi di tutto questo aspetto della cultura sarda tradizionale, che è l'amore, la disafia, la morte, la vita, che sono in mezzo aspetti interessanti in questa vicenda del Mannorri. Raccontavo in pago sciuedos ai ascoltatori, Saida nada sa storia sparessi di pomori di una disamistade, nasce di un personaggio che si chiama da Giovanni Indeltio. Questa è la storia che conta Norbeccio e io sinceramente non mi intendo da bocciare come leggenda. Infatti in suo libro, è un libro di 200 pagine, quindi cerco in qualche maniera di accottare a tesi e a ipotesi che sto ponendo, che ha posto in campo. E probabilmente questo aspetto, come te mettere a dietro ogni leggenda c'è un fondo di verità, come si chiama per in italiano, a casi deve essere probabilmente questa storia Mannorri, però ha poi accattato a terrordato che vuole di tipo fiscale, demografico, che di sicuro hanno influito, sai da una ida minore, però che attento di sicuro una disavia entro diverse famiglie, diversi errori di Saida. Nanta Irvecius, da scritto in suo libro, Savini del Mannorri ribadagando due famiglie, si pongono incontro e scurri di Susambene. Punta po punta, punta po punta.
sì, succede e poi probabilmente che attento per la pressione della trarbidda, Reortullè, Talana, e brintata in contrasto per il Norgosolo, poi dalla Canada che Norgosolo pure, il monte. In questo trabalho, Cesar Rennescio ha andiogai a foras un montone di documenti dei archivi storici, ma ha fatto qualcuna cosa di più. Cesar Rennescio fino a torrai, a torrai a piglio i nomini dei originaus di questa idea antica e a far immaginare a chi ne legge di questo libro commenti futtando Mannorri. Doesti pruso del suo trabalho di uno storico. Sul traballo è di un appassionato sostanzialmente, questa passione, chi non chiede passione, non, secondo me il traballo più bello fu un corso di incanto di una bigia perché questa passione, mi è sempre aggradato questa storia e poi questa storia di saida mia, prospuro, quindi non ho potuto problema, è un traballo che dura 2 anni, ho traballato bello in questo anno, ho fatto che in archivio Stato. Nata sa storia, questa è una idea sparessia, mori di una disamistadi, ma adesso chi comprende, fino a del documento, manca questa storia differenti, dove vorrete contrasto su questioni di dinari, potete essere questa a regione. Certo, Medarbia sa realtà è complessa, complicata, che attento diversi fattori, dei studi di questa ricerca che ho fatto io, un po' appiggio diverse cause, che attento di sicuro un scontro tra famiglie, però che tenia problemi di tipo fiscale, che devono pagare medas tasse, demografico, perché sei fu minore, e probabilmente che questa pressione per la bidda che pure all'agana, che si gerrana a susarto, ma non in qualche maniera. E tarrastas a Varranta de Saide Mannorri, e famiglie, limba, tradizioni, e tavarrata. Beh, purtroppo non barra nuda a livello proprio de domos, non da barra nuda, però che pure in Bidda, in Talana, che pure certe famiglie che tutto dischini, appunto, originari di Mannorri. E sta barra avere in parte probabilmente si allegato, certe allegas sono di Mannorri, Sata Gallo in Ortullè. Questo fu un dato proprio, mi fu parte meta interessante, a recuperare questo allegato di Mannorri. Può narrare una, invece di narrare Carruccio, era una cauciurro, una metattesi, una cosa particolarissima del allegato di Mannorri. Questo libro pubblicato Delfino è stato presentato in questi mesi e dona un'imposta a tutto la Sardegna. Poi tascieu giocare irvidas, sparessias, funti medas e medar logos e de gustas non si scidi nulla. Sa cicadua ha mostrata che andando a computare archivios del suo Stato, ma archivios fino a religiosos, forse si poteva tornare a recuperare meda cosas della storia delle comunità spitticas che poi è questa storia nostra, cosa che non ha descritto Nemos. Certo, la storia di Mannorri in particolare perché è più recente di altre storia di Bidda Spirdia, sempre di Bidda Spirdia in Sardegna, si può Spirdia in su 300, batteri 100, 500, questo sta a fine 700. E poi un dato importante di sicuro la tradizione orale, meda forte in questa Bidda, in Cattapofatto Sagirica. Questa è una tradizione orale, uomini che possono tornare a un fatto di 250 anni, non è cosa inuda, può narrare. Un uomo minara da medor beccio, hanno narrato su Sinde Mannorri di narana Giacco Serra, da ne morto fu da un lando una sua. A pubblicato in archivio della Nusè, erbesi appiggio, l'archivio di Castello, cioè erbesi appiggio proprio su dato, chiaro. Su battore che Dannargio su 1760 battero hanno morto Jaime Serra. E questo mostra che questa tradizione orale della Sardegna è una tradizione forte, in scieus, in sa poesia, in scontos, ma su chi spanta è che poi i scontos tornano da ida in bidda, tu sei andato fino a in bidda all'Accanante, sei andato a Talana, a Orgosolo, e queste storie che con tanta arbeccio di ida tua poi tornano.
Certo, in Orgosolo può narrare Franco Buesca, che è naramos, su custode dessa tradizione orale d'Orgosolo, lo definisco a voi, è straordinario, su dato che mi ha dato isso, no? Ma contavo qui, quando fuggiai, che fuggiai sa disafia in Mannorri, che fu un orgoglio sicuro in questa questione, no? E fu in andare a Orgosolo uno conciliatore, no? Uno minemesso, naramos, Barnabe Marras, che in uno brede. E fu tornato dato in parte, a pagattare in archivio stato di Nuoro, che esiste a bere questo Barnabe Marras, proprio in questo periodo storico. E dunque, chi iniziò l'Illigiri, una bella storia di una comunità che non c'è spruso, ma che parla in sa memoria dessa gente, lo potete fare leggendo sul libro di Fabrizio. Ma ti domando però un'altra cosa, che tu da una scroba s'ambiente, da una scroba sa storia, da una scroba fino alle tradizioni, che asesi da parecchi anni su chi organizza su torneo sardo de Murra in Ursulei. O canno passa un castello, o canno? Torra da Bidda, inseparò questa formula un anno in Ortullè e un anno fuori, speri può confrontare in altre realtà, se non è diventata un poco no, ripetitiva questa questione, un poco. Ma pari ad una scommessa quando è scommenzato parecchi anni poi, o canno queste sei edizioni? Abbiamo cominciato sul 98, ma pare che non mi ci vengono manco gli euro. Sa 6 o 17, insomma. No, de che 8 questo, de che 8. Quindi da 18 anni si fece questo attopio dei morradori di tutto sul Mediterraneo, con il suo campionato sardo e dei giocatori del suo Mediterraneo. Pariata una scommessa, Fusternendo invece di fatto è diventata fino a se una bella occasione per vari turisti a Ursuleide sul mare del Sogliast. Sì, per i turisti, però prima di tutto per Orsardos, che secondo me può essere una linea guida come in italiano, cioè su turista deve accattare una realtà naturale, insomma, che non è fatto con il turista, è da grada proprio con questo probabilmente al turista. Certo, questa manifestazione poi è crescendo mascamente a tubi internazionale sul Mediterraneo. Teniamo contatto ormai con medias realtà, proprio dai vago a pubblicato contatto con la contea di Nizza, con organizzando il sospuro e riconoscono la primogenitura nostra, Norbolen a tutti i costi come in su mese agosto, organizzando un atto internazionale di sospuro. Come abbiamo spiegato contatto con la Croazia, Slovenia, San Bassau, con la Tunisia, quindi è una bella realtà, insomma, è interessante. E la cosa bella di questa manifestazione che vi ho usato in Ustuslei è che è andata innanzi in tutti questi anni, sta parlata in paesi, forse si cadene di un merito che altri tornei magari non tengono, che non pongono di denari in gioco. Beh, non ponemos dinare dal inizio, decidi questo. E poi teniamo su passione, testardaggine, non si andava innanzi. E purtroppo questa è una critica che fatto è che serviva un aiuto costante delle istituzioni. Noi non teniamo su un'organizzazione manna, non che questa direzione artistica che siete, però che abbiamo stento un contributo non manno, però costante per poter programmare. Questa manifestazione fu distetta a me da più forte e più importante, perché ogni anno dobbiamo aggregare a spese che vuoi chiaramente, teniamo ospiti stranieri, tocca da collegire, per dormire, per pappare, tutto. E questa manifestazione ho canno in Castello Ornau, ma è fatto fino a altri attobius in altre bidas de Sardegna. Tornai a Ursullei, poi donai fino a un segnale, no? Cioè, questa manifestazione nasce in Ursullei e Ursullei avarra da su luogo segnalato per questo gioco. Certo, ma questo da esempio abbiamo fatto Baunei, Ortullè, Castello, come torniamo a Ortullè, Abbinente o narre Ortullè Biana erano Abbinente, Abbinente o narre sanno chi chienidi. Abbinente, dobbiamo separare, può essere una città o una ida minore, vamos a decidere, bidere.
Da quando è scominciato, sicuramente fu un gioco che fu in su considerare sargento un gioco d'azzardo, no? Fu in medarlogo quando i carabinieri si intendiano la gente gioca a Samurra, lo sferimento addirittura, no? Fu vietato in medarvidas. Da quando si è tornato a poco a piglio questo gioco, ma non è di un valori culturali e sociali pure, che ha avuto un gioco può ponere vari sagenti, può ponere sagenti a confronto e in noi questo gioco ha tornato a tenere una nobiltà di chi fu di perdita e sta aici o sto sbagliando me? In parte, certo, in parte potremmo narrare su nostro, este su primo a livello di Stato italiano, su primo torneo autorizzato, cioè in regola. Abbiamo fatto una chirica, insomma, a livello giuridico, normativo, e abbiamo proprio accattato questa soluzione per poter giocare a Samurra, perché Samurra è sempre Galo Como, fa parte di questo gioco proibito. Testo unico di pubblica sicurezza del su 31, è un gioco proibito. Quindi noi per questo non possiamo ordinare, che è tutto un certo tipo di organizzazione, quindi è un torneo organizzato in regola. Chiaramente il suo protagonista è Samurra, che è un gioco affascinante, tenete un metodo aspetto interessante, per il metodo teatrale, mascamente Samurra sarda. Sorighe Arbore, una bestia bella sparessa. Saida Mannorri, una ida sparessa. Su gioco Samurra che fu di belle sparesse, ma non ti pragenti cosa sa Iadannai un sociologo omologanti. E su Caggio Gravito pure questo. Ah, è vero, mi sono scarito. E tanto conta questa cosa. Beh, su Caggio Gravito pure eravamo ai margini, cioè Galo, che alguna cosa abbiamo fatta, ma è da bolle Galo andare innanti. Su Caggio Gravito probabilmente ne bisogno di derogas, può essere commercializzato con altre caratteristiche. Su Caggio Gravito abbiamo fatto in su 2000 batteri, mi pare, che abbiamo montato a Giacomo Mameli, facciamo una tavola rotonda, Giacomo Mameli può coordinare tutto, poi che tenia di esperto, de SASL, enogastronomo, insomma, e abbiamo come insegnante italiano lanciato il sasso nello stagno, no? E abbiamo detto, insomma, se muove una cosa e ha cominciato qualcuno a commercializzare il suo prodotto, però a parere mio serve davvero pruso traballo, questo ho capito che è un altro alimento importante per il suo pastorio, mascamente, per il suo pastore, cioè l'obiettivo del suo socio nostro, socio posso giocare Samurra, Roberto Mulla, è sempre questo di fare un'attività che tenga una prospettiva, possibilmente, no? E che sia originale pure. Certo, che questo ha dimostrato che donando roba a cose nostre, a cose delle identità che diventano un marco identitario forte, a Renescenza non si confrontai, forse per questo, invece quando il video sardas fanti manifestazioni che vunti fatte per bettiri turistas, ma i turistas non si sfriendo, non si facendo bene a vero cose nostre che vunti bessias da questa terra nostra e questo è un modo per si confrontare in questo mondo che è nell'Accanas. Certo, può parlare su Caggio Gravito, qualcuno ha narrato su caso più antico del suo mondo. Cioè, siamo in un'era di comunicazione, intanto tocca a si distinguere, non si ti perdi in questo mondo, no? In Sardegna dobbiamo valorizzare queste cose che ci caratterizzano. Purtroppo a Medarbia abbiamo su pianificazione a livello non solo politico, ma proprio a livello di prolocco, che fu si sbagliata secondo me, proprio si fa quasi il verso, no? Altre cose che fanno meglio in foras, le fanno meglio in foras, quindi la brutta coppia è meglio da evitare, naramos. Vabbè, tu a posto dei studi su un castello, hai deciso di tornare a Ursulei e a fare ad avere un'attività di Nicue. Si nata che i vidas della Sardegna meso funti morendo, funti destinati a sparessere, in questi fine di uno studio che nata che pariccia vidas in su giro di 10-15 anni sono essere belle spacciate. Secondo tu, calesti sa maniera di storrai saliento e temposta poter mandare, fatta di uno picciocco con una cultura, chi conosce di saida, conosce di tradizioni e chi può donare fino a sé un aiuto
con un consiglio per su trabalho. Questa questione di arbitras intero nella Sardegna, chi partiamo dai largo, in parte si può narrare che si può comprendere sul fatto che si torna da un vago in su mare, che Sardegna è un'isola, deppede spinghi in un vago, però come sta esagerando, cioè questo fenomeno di tornare a popolare questa costa sardegna è esagerato, ma arbitras funisi a vero morindosi. Bidar manna pure, non solo l'est, una ida minore, ma bidar manna sui denti un po' star male, vero. Questa questione è complicata, però che fu un per questioni culturali, per i ospicinos che vengono a studiare a Castello o a Sassari, in parte ribaliano, secondo me, a non tornare in sede in soro, ma proprio in si interessa in soro, non fatto un ragionamento, non è che uno deve fare volontariato, torro, poi su bene saida, no. I ribelli proprio a livello pratico, perché me da magari preferiscono barrare in eco, magari traballando in un studio di commercialista o di altro genere, e magari in soro tenen un cancederra, una bella domo, un'idea, una cosa da sviluppare. E vivere meda meglio, perché nel biddas chi organizzare bene, vivere meglio, pappar meglio, respirare aria, no? E quindi poter donare un'imposta ona ai picciocus che oggi pensano che andare fuori sia da meglio su de torradum. Beh, è difficile, poi io non voglio, se il problema del traballo è una cosa seria, io in qualche maniera mi sono arrangiato, Ramos, però non è facile, la situazione è complicata. E tu mo in Ursulei paris ai compagni tuoi tenis un'attività intregata sul turismo ambientale. Sì, stiamo valorizzando Gorroppo, che è uno sito turisticamente meda importante che si può valorizzare, che può tenere meda per il suo interesse a livello turistico. E denia bene i turistas, quali sono i luoghi più segnalati? Beh, mascamente Nord Europa, tedesco, francese, sono sempre di questa area. Nanta che quando arrivano in Sardegna aspettano di bere in mare e invece se poi si spantano con questi monti che si imbigliano ai monti dell'Italia del Sud. Capita me darbias, me dos turistas de sarco alpino, per fare questa osservazione. E poi che questa che sta saprete Carchina, che si imbiglia su territorio. Certo, a livello turistico interno è fondamentale, perché a livello strategico chi rompe un turista in Sardegna non può barrare tutto Sakita, chi rompe 7 giorni in volare in spiaggia. Deve nensi una die brintare a bidere un come centro terra, no? Questo è un altro discorso a livello di pianificazione turistica che abbiamo si siete irbaliato in tutti questi anni in Sardegna. A questo sono i logos di Ammaio che non tengono a simbiglio per uno in tutto il mondo. Gorroppo, ma tutta la zona del Sopramonte, di Orsulei, Orgosolo, Dorgali, forse è una dei sprendas promannas dei ambienti mondiali. Sì, basicamente Sabrata Carchina. Sabrata Carchina tiene sul territorio, intanto che Sabrata Carchina, a parer mio, poi ognuno ha il gusto suo, è bello vedere su Serrargento, tiene una bellezza sua per su Serrargento, però Sabrata Carchina è spettacolare come ambiente, è meda, aggrada a meda, insomma. Tanto serramo su questa intervista con questa promessa, gli ascoltatori che su mese di Attongiu o su a duro e poi Vaschigedda ad essere pronto sul documentario per su Zoriche Arbor. Chi stento le narra che oggi fai più bello, questo documentario.